Buongiorno, ben ritrovati nuovamente in diretta per raccontarvi come sempre le notizie del nostro territorio, con la cronaca in primo piano, perché c'è stata una tragedia in Friuli a Chions, dove un giovane di 21 anni è morto carbonizzato nell'auto che si è incendiata dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 3:30 di questa mattina. Il conducente ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un manufatto in cemento. L'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme che hanno avvolto l'automobilista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Vito al Tagliamento per i rilievi e i vigili del fuoco sempre di San Vito al Tagliamento. Ed ora la politica, perché torniamo a parlare del Consiglio Comunale di ieri, dopo lo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale. Abbiamo sentito, ha parlato il sindaco Brugnaro, che ha detto: non mi dimetto, tante le polemiche, tante le proteste da parte dei cittadini, e questa mattina c'è un nuovo sit-in davanti al municipio di Mestre. Io vedo già sullo schermo il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in via Palazzo, teatro di una grossa manifestazione di protesta ieri nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto qui al municipio di Mestre. Oggi c'è un nuovo presidio alla quale stanno partecipando alcuni cittadini. Noi ci avviciniamo subito a Michele Boato di Ambiente Bene Comune. Questa vuole essere la prima di una serie di iniziative. Certo, vogliamo far sapere a questa amministrazione che la gente non va a dormire perché il sindaco ha detto sono innocente, sono un bravo bambino. Non è vero, 492 pagine della magistratura lo dimostrano che anche lui è colluso con l'assessore Boraso, sapeva che Boraso si faceva dare dei soldi e non è intervenuto, e quindi noi, e questa è la parte diciamo penale, ma poi c'è la parte amministrativa. Quasi ogni delibera di questo comune ha delle illegalità, e queste poi sono unte dalle tangenti eccetera, ma anche sono purtroppo unte dal silenzio dei dirigenti del comune di Venezia. La città che volete invece? Una città democratica, trasparente. Per esempio devono tornare le municipalità che sono state abolite da Brugnaro 9 anni fa, devono tornare ad avere i loro poteri, non come adesso a non avere nessunissimo potere. Devono tornare i forum di partecipazione, forum del verde, degli animali, della sanità, che sono stati anche questi aboliti di fatto, perché mai più convocate da questa amministrazione. Democrazia è il primo punto, e il secondo punto è una città vivibile. Vivibile non vuol dire che tu prendi i soldi per fare il ripristino delle periferie e invece cementifichi la campagna di Tessera, è il contrario. Allora, naturalmente la richiesta di dimissioni viene ribadita anche in questa circostanza. Io, se Sandro Ponchio mi accompagna, vorrei farvi vedere un banchetto che si trova qui da ieri, ed è un ufficio dimissioni. Eccolo qui, pratiche per ogni tipo di dimissioni in carta semplice o in bollo. Qui c'è un modulo prestampato in cui si possono firmare e compilare le proprie lettere di dimissioni da sindaco, da assessore, da consigliere comunale, da dipendente comunale, da residente, da pseudo residente, tutte le categorie possibili, immaginabili. C'è poi da dire un'altra notizia dopo il Consiglio Comunale di ieri. Le proteste andranno avanti anche durante la mostra del cinema. Questo lo ha annunciato, il primo ad annunciarlo è stato Giovanni Andrea Martini, che è il capogruppo della lista civica. Tutta la città insieme ha definito una farsa il Consiglio Comunale di ieri, anzi poi ha aggiunto un film di serie B, e per questo motivo dice: noi ci metteremo alla mostra del cinema, con tutta la visibilità internazionale che questo comporta, a parlare di quello che sta accadendo in questa città. Io direi che per ora, Daniela, da Mestre è tutto, per cui ti restituirei la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi continuiamo a parlare di questo perché, come avete sentito ieri, c'è stato il Consiglio Comunale infuocato e per la prima volta ha parlato il sindaco Brugnaro. Dunque ripercorriamo questa giornata in questo servizio. Me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro.
Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. C'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzicadente. Ma dico, una domanda se la farà un attimo, dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. In un secondo intervento più a braccio, Brugnaro spazia anche su altri argomenti. Momenti di tensione quando chiama in causa l'apprezzamento del consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini riguardo alla protesta con pistole ad acqua sui turisti usate a Barcellona. Brugnaro si è accommiata citando le dichiarazioni dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, da poco uscito dagli arresti domiciliari, col quale aveva fondato la lista elettorale Noi Moderati durante le ultime elezioni politiche. Ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. Alla fine i consiglieri di maggioranza si sono alzati ad applaudire il sindaco, ma il rumore delle contestazioni era evidentemente più forte. Dunque l'avete sentito, clima tesissimo in questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco e della giunta, ma il centro-destra fa quadrato a sostegno di Brugnaro. Saluto in particolare il signor sindaco, a cui rivolgo in apertura una semplice domanda. Ma perché lei non viene mai in Consiglio Comunale? Perché noi non abbiamo mai il piacere di confrontarci con lei? È un confronto serrato quello che si consuma tra maggioranza e opposizione al Consiglio Comunale straordinario di Venezia, convocato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che ha scosso l'amministrazione. Un confronto che ribadisce con forza e ancora una volta la spaccatura profonda che divide due idee di città e di politica. Qui siamo siamo immersi in un conflitto di interessi che sta travolgendo la macchina amministrativa del Comune di Venezia. Non era mai successo! Io ho sentito un sindaco che ancora oggi dice, proprio platealmente, che ha ad esempio accolto un investitore straniero a casa sua con il capo di gabinetto, vice capo di gabinetto che era l'amministratore della società che si occupava dei pili, il nuovo amministratore della società dei pili, quant'altro a casa sua per parlare di investimenti. La magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità. Allo scoppio dell'inchiesta, politicamente gli occhi erano puntati sull'atteggiamento che avrebbero assunto gli alleati della lista Brugnaro. I partiti del centrodestra veneziani hanno ribadito il proprio pieno appoggio al sindaco, un appoggio entusiastico nel caso della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega
perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Dobbiamo continuare a rappresentare quel voto popolare che ci hanno assegnato, ognuno con le proprie posizioni, chi la maggioranza, chi l'opposizione. Non è cosa avete fatto, il tema è come lo avete fatto. Che ci sia un sistema non lo diciamo noi, e mi riferisco anche ai consiglieri che ci hanno che mi ha preceduto. Il sistema Brugnaro è stato detto, sono gli organi inquirenti hanno detto che in questa città c'è un sistema Brugnaro nel portare avanti le questioni. Quando si scende nel dettaglio, inevitabilmente il dibattito si sviluppa anche attorno all'arresto dell'assessore Boraso e alle intercettazioni tra lui e il sindaco. Il sindaco ha fatto finta di niente, anzi insomma ha dato di fatto del mariuolo a Boraso e lavandosi le mani, ecco, di tutto quello che è accaduto in questi anni, quando invece da quanto è emerso dall'inchiesta sappiamo che quantomeno dei dubbi ce li aveva e per questo avrebbe dovuto cacciare immediatamente l'assessore. Boraso si è dimesso, giustamente ha fatto una scelta giusta, ha stupito tutti noi, naturalmente le notizie che sono uscite, quello che leggiamo lo leggete anche voi dalla stampa e adesso si difenderà lui nelle sedi opportune. Nella maggioranza Fratelli d'Italia era stato il partito che aveva chiesto chiarimenti al sindaco sul futuro dei vertici delle società partecipate dal comune coinvolte nell'inchiesta. Adesso aspetteremo a vedere anche quelli che sono gli interventi che il sindaco intende fare. Noi quello che preme a Fratelli d'Italia è che la macchina amministrativa non si fermi. Ed ora continuiamo con la cronaca da Padova. È morto Giorgio Chinello, presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito mentre attraversava le strisce pedonali in via Marconi a Ponte San Nicolò lo scorso lunedì da un 62enne originario di Este ma residente in Ungheria. Fin da subito le sue condizioni erano risultate molto gravi. Chinello ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni, era conosciutissimo nel comune alle porte di Padova dove con la sua associazione aiutava le persone con disabilità. Lui stesso era tetraplegico a seguito di un incidente. Ora tutta la comunità di Ponte San Nicolò si stringe alla famiglia. E continuiamo a parlare di incidenti perché c'è stato anche un incidente a Sandrigo in provincia di Vicenza. Sandrigo. Paura nella notte in via Europa. A seguito di un incidente stradale, un'automobile ha abbattuto lo sfiato del gas metano che ha reso necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino nei pressi dell'incrocio Fratta. Il conducente dell'automobile ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada senza coinvolgere però altre vetture. Fortunatamente l'autista non ha riportato ferite di rilievo, uscendo autonomamente dal veicolo. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Le operazioni si sono concluse verso le 6 dopo i controlli dei tecnici dei pompieri che hanno escluso possibili perdite di gas dalla rete. Ed ora andiamo nella Marca dove ci sono state una serie di colpi nelle chiese. A Mogliano 2 giorni fa, ieri invece a San Trovaso di Preganzola, e ce ne parla la nostra Francesca Bozza con Francesca Pezzo che si trova proprio a Mogliano Veneto. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Mogliano, hai detto giustamente tu, siamo nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinelle. Insieme a me Manuel Copertino. Buongiorno Manuel, grazie per essere con noi. Manuel suona questi organi sia qui a Mogliano sia nella chiesa di San Trovaso, dove vi abbiamo raccontato ieri essere stati rubate 19 canne dall'antico organo ottocentesco, un danno incalcolabile, ci ha detto il parroco. Allora sentiamo le sue parole nel servizio che ricostruisce questo furto e poi torniamo qui a Mogliano. Hanno portato via 19 canne dell'organo antico del 1849. È un danno abbastanza serio. Anche le parrocchie, bersaglio dei ladri, in azione martedì a San Trovaso a sparire le canne più piccole dell'antico organo della vecchia chiesa della frazione di Preganziol, un danno morale ed economico per l'intera comunità. Soprattutto moralmente prima di tutto e poi economicamente è un danno incalcolabile perché non si possono fare le canne con i metodi di allora adesso. Il furto
furto in pieno giorno con i malviventi che hanno approfittato del fatto che la chiesa fosse accessibile, come succede sempre. Infatti viene aperta alle 7 e chiusa alle 19. Io ho visto un furgone insolito, ma pensavo fosse quello dell'idraulico, perché c'è una perdita d'acqua lì. Invece erano loro. In pieno giorno? In pieno giorno, tra l'1:30 e le 2 del pomeriggio. I ladri, una volta all'interno, hanno staccato dalla parete il quadro raffigurante la Via Crucis e dopo averlo poggiato delicatamente a terra hanno utilizzato una scala per raggiungere l'organo e portare a termine il colpo. La settimana precedente anche la chiesa più grande era stata oggetto di vandalismi e furti, sparita la tastiera dell'organo. La cattiveria, diciamo così, hanno forzato la vetrinetta, portato via il portachiavi, per cui ho dovuto rifarmi tutte le chiavi che era dentro la vetrinetta, con le chiavi che avevo io. Ma il furto di San Trovaso non è un episodio isolato. Purtroppo ho saputo che anche altre parrocchie, anche ieri, sul Veneziano, non mi ricordo più il nome della parrocchia, e la volta prima a Mogliano Veneto. Noi pensiamo sia sicuramente furti di commissione, su commissione. Furti e vandalismi che hanno spinto Don Daniele ad affiggere questi cartelli che avvertono i fedeli che le due chiese, solitamente sempre aperte, saranno accessibili solamente durante le funzioni religiose. Finché non ci mettiamo delle fotocamere e ci organizziamo in modo diverso, quindi è un danno economico anche da quel punto di vista, chiaramente. Ladri insomma sempre più senza scrupoli che non si fermano di fronte a nulla, nemmeno davanti ad una chiesa. Quelli hanno alti scopi, il Dio denaro vale più del Dio nostro. Dunque la ricostruzione, con le parole del parroco di San Trovaso, di un furto che ha tutti gli elementi per essere paragonato a questo di Mogliano. È per questo che si ipotizza che ad agire sia la stessa banda che su commissione colpisce le chiese e appunto nel mirino finiscono poi le canne degli organi. Ci diceva Manuel che questo organo lo suona da tempo, non si tratta di un organo antico come quello di San Trovaso, ma comunque dall'importante valore. Sì, allora questo è un organo del 2009 costruito con le offerte dei fedeli e dell'ex parroco Don Matteo Gatto, attuale rettore a Martellago, a cui ci teneva molto, ha seguito lui stesso i lavori, anche lui è musicista. È un organo importante per la parrocchia perché significa tanto sia per i fedeli sia per i non fedeli, e purtroppo questo furto ci ha fatto rimanere un po' così, ecco, perché non ho mai sentito nella mia carriera musicista, come non l'ha sentito neanche nessun altro musicista, che un organo venga derubato in questa maniera. E allora Manuel, ci spostiamo insieme a Francesca Pezzo per vedere questo organo e se a San Trovaso, lo avete sentito, il furto dovrebbe essere stato portato a segno martedì tra le 13 e le 14:30, indicativamente questo è l'orario, qui a Mogliano invece si parlano di furti che sono stati perpetrati nel corso dei giorni, probabilmente nelle giornate del venerdì, quando la chiesa rimane aperta. Quante canne sono state rubate, Manuel? Allora, sono state rubate 20 canne di vari registri, tra cui il principale, che è appunto il registro più importante, come fa pensare il nome, il bordone, il flauto, e anche l'ottava e la 15ª, che sono registri costruiti sul principale, che danno il suono del tipico organo che si sente nelle serie TV, eccetera. Ecco, le mostriamo che come sia anche purtroppo facile asportarle. Allora, queste sono canne in stagno e piombo, qui vediamo i buchi mancanti dove c'erano le canne ed è molto semplice asportarle, come potete vedere basta tirarle un attimo e si tolgono. E fa pensare questo anche che coloro che hanno compiuto questo furto siano del mestiere, ovvero non dico proprio organari, ma comunque qualcuno che se ne intende, poiché non hanno tolto le canne di facciata, queste qui in stagno completo, ma quelle interne, appunto in stagno in piombo, una lega, che in realtà costano anche abbastanza, si può anche ad arrivare a 200 euro a canna, quindi attualmente lo strumento, ho firmato la dichiarazione il 17 luglio. Lo vediamo qui nel cartello, grazie Francesca. È attualmente fuori uso, eccetto novità, e si parla di un ripristino verso i primi di ottobre. Addirittura era in programma un concerto, stavamo pensando di fare un concerto, per dare un po' più di sollievo alla parrocchia, che attualmente non è presa benissimo, come credo nessun'altra parrocchia, poiché c'è poca gente che va in chiesa, però non si può fare niente appunto fino a quando non verrà sistemato. Addirittura è stato rotto il motore
e le canne di legno del lato dell'organo erano manomesse, quindi può darsi anche che abbiano cercato di togliere via il motore, che purtroppo costa tanto. Ecco, bisogna dire anche che questa chiesa era già stata oggetto di atti vandalici, ma anche di furti. Erano state rubate delle statue che sono state poi ricostruite, e nell'ultimo periodo proprio quest'area qui, in questa area qui avete trovato delle cartacce di caramelle, cioccolatini, e anche la pedana è stata danneggiata. Sì, appunto, come a San Trovaso è successo, c'erano cartacce di caramelle e cioccolatini sulla pedaliera, e la pedaliera si può definire come un'ulteriore tastiera a disposizione dell'organista, dunque è molto importante soprattutto per produrre i suoni gravi di sottofondo, e alcuni pedali della pedaliera hanno rotto le molle, quindi erano insuonabili, che per fortuna almeno quelle sono state sistemate quando è stato fatto il sopralluogo di colui che l'ha costruito nel 2009. Vogliamo lanciare un appello, Manuel? Sì, allora, purtroppo so che si potrà fare ben poco, quasi sicuramente, però chiedo a chi sa qualcosa, oppure magari sarebbe proprio il top, il massimo, a coloro che hanno compiuto questo furto, di almeno, non dico di ridare le canne, perché se sono state vendute non si possono più ridare indietro, ma almeno di far sapere qualcosa, anche perché la banda è già stata riconosciuta dai carabinieri, dunque il nome si sa, quindi sono sotto controllo, ecco, prima o poi verrà scoperto qualcosa. Con l'appello di Manuel da Mogliano è tutto. Daniela, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Grazie davvero a Francesca Bozza. Avete sentito, insomma, la banda sarebbe stata riconosciuta, quindi l'appello del giovane è quello di farsi avanti, anche e soprattutto chi magari può aver visto o sentito qualcosa. E noi continuiamo a parlare di furti, ma ci spostiamo nel Vicentino, perché c'è stato un italiano residente a Due Ville che è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva commesso una serie di furti in provincia di Padova nel 2022. Due Ville. Sull'uomo arrestato dai carabinieri della tenenza di Thiene pendeva un provvedimento restrittivo disposto dall'autorità giudiziaria di Padova. Si tratta di un cittadino italiano di 39 anni residente a Due Ville, finito nelle maglie dei controlli straordinari dei militari in azione sul territorio per prevenire e contrastare i furti in abitazione. Durante le verifiche è risultato che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per aver commesso alcuni furti in provincia di Padova nel luglio del 2022. I carabinieri hanno così accompagnato il ladro nella sua abitazione, dove dovrà scontare una pena di 11 mesi di reclusione agli arresti domiciliari. E rimaniamo sempre in territorio vicentino per una razzia notturna dei ladri in alcune aziende dell'Alto Vicentino, nella zona industriale di Isola Vicentina, colpite anche le due imprese del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Ignoti malfattori la notte scorsa si sono introdotti in alcune aziende della zona industriale di Isola Vicentina, tra cui nelle mie due aziende, arrecandomi ingenti danni ai serramenti a causa dell'intrusione e rompendo il sistema d'allarme, oltre che hanno rubato il server della videosorveglianza. Sono numerosi i danni, come ho detto poc'anzi, rispetto all'area furtiva. Ringrazio fin da subito i carabinieri che sono intervenuti e stanno indagando sui presunti colpevoli. Più grave l'importo dei danni inflitti che l'ammontare dell'area furtiva, che complessivamente raggiunge quasi il migliaio di euro, racimolati forzando le macchinette del caffè o rovistando tra i cassetti degli uffici. I ladri nella notte sono tornati a colpire le aziende dell'Alto Vicentino. Dopo Malo la scorsa settimana, ora è toccato dunque ad alcune imprese nella zona industriale di Isola Vicentina, tra queste anche quelle del sindaco Marsetti. Un fenomeno che stagionalmente si ripete purtroppo ogni anno con continuità. Per questo era stato approntato un protocollo speciale di sorveglianza dalla prefettura, coordinato nel tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per difendersi dai ladri però è indispensabile anche la collaborazione dei cittadini. Ci sono organizzazioni, ci sono già dei controlli di vicinato organizzati nella collina,
sicuramente nelle zone delle case sparse, ma so che anche dei quartieri residenziali qui in pianura, a Isola e a Castelnuovo, che si scambiano informalmente informazioni che quindi poi diventano anche in alcuni casi segnalazioni qualificate. Crediamo che probabilmente anche la criminalità stia approfittando di un periodo che è quello estivo, che potrebbe essere valido per loro ma purtroppo dannoso per chi lo subisce. Quindi solidarietà per il suo corpo. Assolutamente sì, collega anche, cioè, oltre a titolare di attività industriale a Isola Vicentina, anche collega sindaco, e quindi solidarietà a tutti coloro, ma soprattutto vicinanza e conforto per cercare di ripartire ancora con maggior vigore. Il fenomeno dei furti, insomma, l'abbiamo detto più volte, è un fenomeno in crescita soprattutto nei mesi estivi, e a Padova infatti la polizia ha fermato 2 topi d'appartamento che approfittavano dei giorni vacanzieri per svaligiare le case lasciate vuote. Furto sventato nella notte tra giovedì e venerdì in via Santa Lucia dalla polizia di Padova. Il periodo di ferie, con molti padovani lontani dalla città, è terreno per i cosiddetti topi d'appartamento predoni che si intrufolano nelle abitazioni. La polizia, allertata da un residente che riferiva di alcuni rumori nel vano scale, giunta sul posto con 2 volanti, ha bloccato subito le uscite dello stabile. 2 agenti, intanto, sono entrati e hanno iniziato a controllare le serrature, notando all'ultimo di 3 piani una porta forzata. Nel frattempo i colleghi rimasti al piano terra hanno notato che i cavi elettrici erano stati tranciati per mettere fuori uso i sistemi d'allarme. Gli agenti all'ultimo piano hanno inoltre notato un lucernaio che conduce al tetto dello stabile forzato ed aperto. Arrivati anche loro sul tetto, hanno notato 2 ombre che tentavano di nascondersi. Erano i 2 ladri con ancora i guanti da lavoro addosso. I poliziotti li hanno fermati e portati nell'androne dello stabile. Perquisiti, nel loro zaino c'erano 2 cacciavite e una cesoia con cui, con tutta probabilità, hanno tagliato i cavi dell'elettricità. I 2 sono stati portati in questura ed identificati. Sono un 55enne e un 35enne di Mestre e Marghera, già noti alle forze dell'ordine con condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona. Abbiamo parlato di furti, ma un altro fenomeno che preoccupa non poco è quello degli incidenti stradali, soprattutto nella Marca trevigiana, e c'è stato un report shock, più morti rispetto all'anno scorso, raddoppiate le vittime over 60 ed è boom di ubriachi al volante. Un report con luci e ombre, quello sui dati dei primi 7 mesi sulle strade trevigiane. Se da un lato diminuiscono gli incidenti, dall'altro aumentano le vittime, che passano da 32 a 35. E se si abbassa il numero delle vittime delle stragi del sabato sera, dall'altro aumenta esponenzialmente il numero delle persone trovate ubriache al volante, quasi 300 in più rispetto al 2023. 8 gli under 30 deceduti sulla strada, mentre ben 22 tra gli over 60. Le vittime da incidentalità stradale sono passate da 33 a 35, con un numero di incidenti comunque molto inferiore, quindi abbiamo di incidenti con più mortalità. Il dato fa riflettere perché evidentemente ci sono delle cause che coinvolgono attori diversi e che producono questi dati. Mi spiace vedere che la fascia più colpita è quella degli over 60. Diminuiscono i verbali di sanzione e sospensione di patente, quasi 1 migliaio in meno. Rispetto invece al 2022 sono in aumento, sia nel 2023 abbiamo avuto un aumento di tutti i provvedimenti di espulsione e in particolare per guida in stato d'ebbrezza. E l'altro aumento che abbiamo assistito su questa tipologia di sanzione, la sospensione della patente, è l'eccesso di velocità. 401 nel 2022, 464 nel 2023. Distrazione e velocità restano tra i fattori principali che causano gli incidenti, fattori sui quali la provincia, insieme alla prefettura, alle scuole e alle campagne di sensibilizzazione, sta facendo il possibile per riportare l'attenzione sul processo di guida. L'uso del cellulare e di altri dispositivi digitali e le mancate precedenze con investimenti di pedone sempre in testa.
Tra i numeri più interessanti presentati si segnala il maggior numero di vittime registrato a gennaio, 9, e a luglio, 9 contro 1 nel 2023. Nessun incidente mortale invece a maggio. La primavera, tra aprile e maggio, mostra invece un forte calo degli incidenti rispetto al 2023. Sono stati 6 in 3 mesi, meno 73% contro le 22 vittime del 2023. I mortali sono avvenuti soprattutto il lunedì e l'orario più critico resta tra le 17 e le 18. L'invito è sempre quello: non distraetevi durante la guida, non guidate se non siete in pieno possesso delle vostre facoltà psicofisiche e prestate sempre massima attenzione nel momento in cui si guida un mezzo, qualunque esso sia. Bisogna rispettare il codice della strada e stare concentrati. Da settembre partiranno altri corsi che coinvolgeranno anziani, scuole e giovani a tutti i livelli, insieme al tavolo per la sicurezza coordinato proprio dalla provincia. E rimaniamo nel Trevigiano perché proprio il prefetto di Treviso, che avete sentito ora, ha replicato all'associazione Altvelox, che lo ha denunciato per la vicenda degli autovelox non omologati. Gli aspetti poi relativi all'autorizzazione, all'omologazione e all'approvazione sono in questo momento all'attenzione del governo per che venga risolta la questione. Interviene così il prefetto di Treviso Angelo Sidoti nel caso degli autovelox non omologati finiti nel mirino dell'Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, che in queste settimane sta depositando in tutta Italia denunce nei confronti di sindaci e prefetti. Lo stesso Sidoti nei giorni scorsi è stato denunciato insieme al primo cittadino di Riese per il dispositivo di via Kennedy, mentre Altvelox ha annunciato per la settimana prossima una querela nei confronti del sindaco Mario Conte, che ieri aveva replicato confermando l'importanza dei sistemi elettronici per la sicurezza stradale, posizione condivisa dallo stesso prefetto di Treviso. I sistemi di rilevazione della velocità sono degli apparecchi che servono, sono utili a scopo preventivo. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Angelo Sidoti poi chiarisce qual è il ruolo della prefettura quando si parla di autovelox. Non autorizza l'apparecchio. La prefettura autorizza, dopo un'istruttoria condotta insieme agli altri organi, polizia stradale, amministrazione provinciale, ente proprietario della strada, e autorizza il tratto stradale su cui collocare l'apparecchiatura. Alla luce di questo, precisa ancora il prefetto, in provincia di Treviso sono 6 tratti stradali di altrettanti comuni per i quali è stata autorizzata la collocazione di un autovelox fisso. Di questi oggi funzionanti 2. Se questo è il problema. Una situazione che potrebbe comunque subire delle modifiche nei prossimi mesi. È in atto, voi lo sapete anche perché l'ho detto altre volte, la revisione dei tratti stradali, perché potrebbero anche variare in conseguenza di quelli che sono i requisiti prescritti per il collocamento delle apparecchiature. Ed ora parliamo invece del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi. I 17 sindaci dei comuni che si trovano lungo il Musone uniscono le forze per chiedere risarcimenti veloci dopo le alluvioni anche di giugno e luglio e fondi per le opere di difesa idraulica. Coinvolte le province di Padova e Treviso, indossando la fascia tricolore, firmano un documento comune. 17 comuni, quelli lungo l'asta del Muson, 17 sindaci, tutti con la fascia, quindi fascia tricolore che indica un appuntamento ufficiale e la volontà di chiedere al Ministero e chiedere alle autorità competenti di aiutare chi ha subito così tanti danni dalle precipitazioni, possiamo chiamarle alluvioni praticamente. E capofila il sindaco di Campo San Piero e il sindaco di Castelfranco, quindi provincia di Padova e di Treviso. Insomma, un gesto simbolico ma veramente forte. Avete dato un segnale. Che cosa chiedete? 2 cose principalmente. Esatto, sì. Il segnale l'abbiamo voluto dare appunto tutti insieme e le richieste sono
molto precise e sono due fondamentalmente. La prima riguarda i ristori ai nostri cittadini che sono stati danneggiati, che sono tantissimi, i danni veramente sono milioni di euro e quindi chiediamo che nell'ambito della dichiarata emergenza vengano stabilite le risorse e le modalità per chiedere questi ristori. La seconda cosa è questa, chiediamo che oltre alla somma urgenza vengano anche velocizzati attraverso il commissariamento che è tipico dell'emergenza, altri lavori che sono necessari per la nostra messa in sicurezza. Nello specifico vasche di laminazione, cito quella di Spineda a nord di Castelfranco perché al momento ha un invaso di metà di quello che servirebbe, 500.000 metri cubi contro 1 milione di metri cubi, lavori sugli argini e anche altri lavori lungo l'alveo che sono già programmati, hanno bisogno di risorse e soprattutto di tempi rapidi. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcone, anche presidente della provincia di Treviso, ha parlato di 40 milioni di euro di danni circa per i privati, ma lei l'ha messa anche sul piano emozionale, nel senso che adesso i suoi cittadini sono preoccupati dopo quello che è successo con la piazza principale sott'acqua per 50 centimetri e insomma la paura. E assieme a loro sono preoccupato anch'io, cioè ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte di Castelfranco Veneto sale l'ansia, no? Perché l'imprevedibile è successo 2 volte e quindi non si può più parlare di qualcosa di imprevedibile. Dobbiamo far sì che torni nella comunità quella serenità e quella fiducia che è necessario avere nei confronti delle istituzioni per affrontare situazioni simili a quelle del 16 maggio e del 25 giugno a Castelfranco Veneto. E perché ciò accada bisogna lavorare per creare delle infrastrutture su tutta l'asta. E quindi io a nord stiamo lavorando e chiedo venga lavorato anche a sud e non solo sul Museo ma anche su altri canali, su altri fiumi, mi citano il Marzenego piuttosto che il Dese, in modo tale che la Venale possa scaricare le proprie acque lì e conseguentemente non caricare il Museo, e quindi c'è bisogno di lavorare tutti assieme e questo è un primo passo secondo me molto efficace. Cosa potete fare tutti insieme? Tutti insieme possiamo mantenere questo coordinamento, darci degli appuntamenti e appunto cogliere l'occasione purtroppo drammatica che si è verificata per continuare ad ottenere dei risultati concreti che mettano appunto in tranquillità i nostri cittadini, i nostri territori. Possiamo dare dei tempi anche? Sui tempi nella pubblica amministrazione si corre il rischio talvolta di fare brutta figura quando non sono direttamente collegati alle proprie azioni. Posso dirvi che non stiamo perdendo tempo, noi il nostro lo stiamo facendo e chiediamo che ognuno che è competente su questo tema faccia il proprio. Ma io penso insomma che la riflessione e quel che è successo abbia messo in moto anche un po' di coordinamento di enti sovraordinati che stanno ragionando appunto per aumentare la sicurezza idraulica di questo territorio. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi nuovamente in studio. E siamo nuovamente in diretta, ci spostiamo subito a Treviso perché c'è un po' una sorta di, diciamo, possiamo chiamarla così, di polemica tra esercenti e cittadini, perché insomma si cerca di ravvivare Treviso, perché molte volte si è detto Treviso città morta, Treviso città vuota, però quando poi si organizzano gli eventi c'è una sorta insomma di lamentela da parte dei residenti e ci vorrebbe un po' di equilibrio, e ce ne parla proprio Michele Pozzobon Burici, vicepresidente della FIPE Confcommercio di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Insomma, questi eventi devono essere organizzati anche per ravvivare la città, insomma, quello che si è detto negli anni scorsi, insomma, Treviso città vuota, città morta, adesso però che si organizzano in realtà insomma c'è un po' di lamentela da parte dei residenti. Sì, c'è un attimo una questione di leggeri attriti, niente di grave naturalmente, però devo dire che invece di raccogliere un sentimento positivo, un orgoglio anche da cittadini trevigiani di vedere proprio quasi una trasformazione positiva di un centro piccolino, molto grazioso, ben curato, che accoglie anche attraverso il servizio dei pubblici esercizi e dei negozianti.
Abbiamo qualche commercio. Mi scusi perché abbiamo avuto un problema di collegamento, quindi non l'abbiamo sentita. E stavamo dicendo se può rispiegare perché si è bloccato il collegamento. Si parlava un po' insomma, di questo, diciamo, niente di grave, ci diceva lei, però insomma queste, diciamo, un po' queste lamentele ci sono. Sì, sono presenti e leggermente sono a livello di singoli, quindi spesso ci troviamo un pochino a vivere delle situazioni spiacevoli perché c'è un'accusa di magari un gestore di locale e viene spesso accusato di un fenomeno forse un po' troppo grave, quando alla fine secondo me e secondo tutto diciamo, l'organico che rappresenta un po' il tessuto commerciale e il pubblico esercizio che c'è a Treviso, l'intenzione è quello di dare vita anche alla stessa città, di dare una forma di accoglienza molto ben posizionata come livello diciamo, di offerta turistica alle persone che vogliono scoprire Treviso all'interno poi sia di una vita cittadina ma anche di una vita turistica. Quello che con FIPE stiamo cercando di fare è un tavolo, è una sorta di organo di mediazione tra quindi questi residenti e questi pubblici esercizi al fine di preservare l'obiettivo principale dell'esercente, che è quello sostanzialmente di dare anche un bene collettivo oltre che un'attività specifica. Ecco, fra l'altro insomma i turisti che vengono a Treviso si aspettano insomma di vedere una città più viva. Sicuramente sì, sono attratti soprattutto da questa vivacità di offerta, di questa qualità di offerta anche devo dire, e non ricordiamoci anche che comunque l'attività presente all'interno di un quartiere, all'interno di una via, all'interno di una zona comunque mette luce anche dal punto di vista quotidiano per quanto riguarda la residenza. E quindi non dimentichiamoci che non è semplicemente solo attività commerciale, ma riguarda anche aspetti sociali per la comunità. Ecco, lei ci diceva prima, insomma, anche con la FIPE si cerca un dialogo con i cittadini adesso. Si cerca da un lato un dialogo verso ovviamente i cittadini e quindi un ascolto in primis rispetto alle loro esigenze e si cerca anche di lavorare verso l'esercente attraverso formazione, attraverso anche una sorta di costruzione di normative, per cui anche l'idea che forse spesso dove c'è magari una non conoscenza bene delle regole, spesso è la formazione che andrà a risolvere questi conflitti, quindi FIPE come anche Confcommercio si troverà molto vicina alle esigenze per dare quindi poi una via diciamo di pace, di dialogo che è fondamentale all'interno della città. Senta, fra le iniziative insomma, organizzate dagli esercenti, cos'è che dà maggior fastidio a cittadini, magari poi sono anche pochi probabilmente? Ma allora diciamo che sono gli eventi musicali di tarda notte, quindi sostanzialmente gli eventi un po' organizzati, quindi piccoli concerti e piccoli diciamo, assembramenti che creano ovviamente dei decibel un pochino dannosi dal punto di vista della quiete notturna. Questa un pochino è la principale accusa che raccogliamo. Per il resto non vedo grandi difficoltà appunto. Vogliamo insomma invece raccontare che cosa state organizzando come esercenti proprio per avvivare Treviso, per parte insomma a queste piccole parentesi di polemiche? Ma allora appunto l'idea è quella di andare in accordo, di creare appunto formazione, di trovare anche il modo di trovare un'offerta innovativa, perché è giusto anche non dimenticarci che anche il progresso all'interno del servizio della ristorazione, del servizio dei bar deve ricevere un'evoluzione positiva che incontra anche un po' un profilo più internazionale di proposta. E quindi sicuramente attraverso l'unione, il dialogo e la formazione troveremo sicuramente iniziative molto più complete, mi viene da dire, che vanno poi ad inserirsi positivamente nel rapporto residente-città e commercio. Insomma, diciamo, gli esercenti non si fermano comunque di fronte a queste critiche, a queste polemiche di pochi, lo ripetiamo. No, sì, è sempre rispetto una minoranza. Devo dire che la dimostrazione pratica è sempre la grande, diciamo, parte positiva del nostro settore, che è quello di dimostrare anche quest'anno che la città vive con grandi aperture, con continuazione di attività anche nel periodo estivo,
e quindi sostanzialmente a rilevare la grande volontà di dare appunto questo continuo servizio a chi viene da fuori, ma anche a chi rimane a vivere in una città bellissima. Chi insomma è più invece, diciamo, felice di questi eventi sono invece i giovani. I giovani in primis vanno ascoltati un po' di più e vanno ospitati un po' di più, perché altrimenti non riusciamo sostanzialmente a trovare con loro una continuazione sia di cliente, e anche è giusto che le città si aprino maggiormente all'ascolto e alle loro iniziative, quindi spesso all'interno anche del rapporto che c'è tra il giovane e la città ci sono anche dei piccoli errori, di piccoli malintesi, però sono frutto di una normale vita cittadina. Senta, un'ultima domanda. Sono un po' tutti gli esercenti che hanno aderito proprio per cercare di rendere più viva la città? Sì, diciamo c'è una grande partecipazione, anche la segnalazione. Devo dire che tanti negozi, tanti bar, tanti ristoranti appunto hanno dato visibilità al proprio orario e hanno, diciamo, anche diluito i propri turni di ferie per dare una continuità massima. Ad agosto praticamente abbiamo più del 70% delle attività aperte in tutto il mese, per cui devo dire è un grande aspetto positivo. Grazie davvero. Grazie, insomma, Grazie, speriamo che effettivamente si trovi un equilibrio, perché insomma rendere viva la città è importante non solo per gli esercenti ma anche proprio per i cittadini. Grazie davvero. Buona giornata, arrivederci. Grazie anche a lei, buona giornata, arrivederci. Noi andiamo avanti, non so se abbiamo collegamenti, se possibile, con qualcuno, sentiamo la regia se abbiamo qualche collegamento. Ancora no, quindi andiamo avanti e andiamo verso Bassano, perché continua il mistero delle ossa al castello di Bassano e intanto anche l'assessore è stato chiamato a deporre in commissariato. Sentiamo. Rimane ancora aperto il giallo dell'estate bassanese, ovvero l'origine delle ossa portate alla luce dallo sradicamento di un cipresso nel cortile del castello. L'area è tuttora transennata e i poveri resti sono ancora al loro posto, nonostante le ripetute ondate di maltempo dei giorni scorsi. Dopo le prime indagini da parte della polizia con la messa in sicurezza dell'area e le foto ai reperti, ora anche l'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero è stato chiamato in commissariato per una deposizione assieme al personale degli uffici municipali che danno sul cortile nel quale è emersa questa inquietante testimonianza del passato. Sul contenuto delle deposizioni c'è il massimo riservo, ma è opinione comune che quei resti, risalenti probabilmente a un vecchio cimitero, debbano trovare quanto prima degna sepoltura dopo essere stati riportati in superficie dal maltempo. E andiamo a Vicenza con la Biblioteca Bertoliana. Da lunedì 5 agosto riapre Palazzo San Giacomo dopo la verifica all'impianto elettrico a seguito del sopralluogo dell'Ispettorato del Lavoro. In seguito al sopralluogo effettuato a Palazzo San Giacomo per la verifica dell'impianto elettrico è stato consegnato all'Ispettorato del Lavoro il certificato di conformità dell'impianto stesso e l'attestazione della messa a terra. A comunicarlo l'amministrazione, che annuncia la riapertura della biblioteca che era stata chiusa temporaneamente per le verifiche di Palazzo San Giacomo. Riaprirà e conseguentemente tornerà in sede il servizio di prestito, studio e lettura assicurato per il momento nella sede attigua di Palazzo Constantini. Lunedì riapre regolarmente la biblioteca dopo i lavori, gli interventi di questi giorni, la verifica delle certificazioni. È una buona notizia per gli utenti. Chiaramente resta ancora molto da fare perché la biblioteca ha bisogno di interventi forti sugli impianti, fa troppo caldo all'interno della biblioteca e più in generale servono interventi di ammodernamento e di miglioramento della situazione. Però dal punto di vista dell'utenza la possibilità di ritornare regolarmente in biblioteca da lunedì è garantita. E continuiamo con il Vicentino, andiamo a Bassano perché c'è l'ampliamento della casa di riposo di Solagna. Il sindaco attende però un progetto adeguato da IPAB. Approda in Consiglio Comunale la questione dell'ampliamento della casa di riposo di Solagna con un'interrogazione delle opposizioni, in primis la consigliera Laura Carraro, in cui si chiedono spiegazioni in merito all'ipotesi di lavori sulla struttura a gestione IPAB, che oggi conta una cinquantina di anziani ospiti. Ed è proprio il sindaco Stefano Bertoncello che fa chiarezza. Di fianco alla casa di riposo
è stato acquistato ancora anni fa un terreno dove lì si doveva ampliare la casa di riposo. Quel progetto non è mai andato avanti, anche per noi non andava bene e difatti l'abbiamo respinto, non l'abbiamo neanche inserito nel PI, perché il problema grosso lì sono i parcheggi. Io ho sempre cercato di dire alla direzione della casa di riposo di costruire un qualcosa di educato e consono al territorio dove sono, perché lì abbiamo anche delle altre case, purtroppo la casa di riposo è in centro del paese. Adesso la casa di riposo sta acquisendo un altro terreno, darà la possibilità al comune di avere in quel terreno dove andranno a costruire un bel parcheggio pubblico adesso così sulla carta sembrano almeno una trentina di posti auto, che andrà bene per la casa di riposo durante il giorno, ma poi è ovvio che sarà un parcheggio che servirà anche tutte le attività commerciali di quella zona che adesso ne hanno bisogno come dell'aria da respirare. C'è qualcosa di definitivo? No. Allora, stiamo ovviamente non avendo dato corso a quel progetto, stiamo ripartendo, stanno ripartendo, ripeto, quindi è un problema dell'IPAB. Quindi adesso l'IPAB, siamo d'accordo con l'IPAB che ci faccia almeno uno studio di fattibilità di un qualcosa, lo vedremo assieme alla popolazione del posto, quindi ci incontreremo, con l'occasione presenteremo anche il nuovo CDA. E quindi probabilmente fine settembre, ottobre riusciremo ad avere almeno uno studio di fattibilità da portare e far vedere anche ai cittadini, insomma, in modo che tutti siano ben informati di quello che succede. Ed ora ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità. Rieccoci in studio. Una commissione di indagine sui FAS a San Michele la chiede l'opposizione consigliare bassanese, che sta raccogliendo testimonianze di anziani su strani movimenti di camion in zona qualche anno fa. Chi conosce il territorio sa che sull'area insiste una discarica, ma negli anni insomma ci sono dei racconti anche di movimenti di camion, di carico e scarico in alcune aree un po' anomali, per cui chi ha vissuto il territorio per anni ci ha raccontato questo. Quindi a maggior ragione adesso, in cui è molto probabile che lo sversamento non derivi dalla discarica della Pascolara ma da altro sito, è opportuno indagare. Approfondire, indagare, verificare. I PFAS di San Michele entrano di diritto nella discussione politica e civica bassanese e ora, a settimane dalle prime notizie relative alla presenza di questi inquinanti nelle acque superficiali del quartiere, c'è chi ricorda di aver visto movimenti strani in zona qualche anno o forse qualche decennio fa. Per approfondire però c'è bisogno di chi indaghi e le minoranze chiedono l'istituzione di una commissione consiliare d'indagine. L'istituzione di una commissione consigliare di indagine che quindi permetta a tutti i gruppi consigliari, all'amministrazione insieme alle associazioni del territorio, al consiglio di quartiere, di capire cosa è successo a San Michele, in particolare nel punto di prelievo di Via Morelli, dove c'è la rilevazione di FAS, l'ultima. L'indagine dovrà ricercare prima di tutto le origini di questo inquinamento così preoccupante e poi eventuali responsabilità. In ogni caso la politica apre le porte ai cittadini perché chi sa qualcosa di utile a risolvere questo rebus parli e racconti quel che ha visto. Noi siamo a disposizione, come immagino la stampa, chiunque ha informazioni è giusto che le condivida, non per cercare tanto i responsabili quanto per capire l'analisi della situazione e provare a trovare delle soluzioni di bonifica concrete e opportune per la città. Questo perché i PFAS, lo ricordiamo, sono chiamati gli inquinanti eterni, vanno avanti per decenni, si depositano nel sangue e hanno delle conseguenze negative su lunghissimo periodo, quindi stiamo molto attenti, non dobbiamo spaventare la popolazione perché non c'è inquinamento di falda allo stato attuale, neanche ovviamente di acquedotto, ma è giusto fare attenzione e monitorare quello che sta succedendo. Ed ora andiamo subito a Marostica per parlare di partite a scacchi 2024 con tutte le novità, e ce ne parla la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno. Buongiorno Daniela, assieme a me il presidente della Pro Marostica Simone Bucco, e noi ci troviamo, guardate un po' che meraviglia, in quello che è il laboratorio dove vengono realizzati i costumi della partita a scacchi a personaggi viventi che andrà in scena i prossimi 6, 7, 8 settembre, quindi ormai manca un mese a questo grande evento. Simone Bucco, cosa c'è da aspettarsi per questa 101esima edizione?
Ma un'edizione che sarà più frizzante, con delle innovazioni nel nostro spettacolo, con l'inserimento di una collaborazione con l'Accademia del Teatro La Scala di Milano e con il nuovo coreografo Massimiliano Volpini, conosciuto da tutti come il coreografo di Roberto Bolle, che ha il compito un po' di movimentare le masse nello spettacolo. Ma non solo, tanti costumi come quelli che vedete qui al nostro fianco, tessuti impreziositi da tessuti fatti a mano dalla manifattura Bevilacqua di Venezia, cristalli e perle Swarovski e tanta maestria delle nostre sarte. Tra l'altro questa è anche la 70ª edizione che porta la firma del grande regista Vucetich, e proprio a lui volete dedicare una mostra. Sì, abbiamo in collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, apriamo una mostra nel segno di Vucetich, si chiamerà dal 23 agosto e rimarrà aperta per 4 mesi, una mostra che va a spiegare appunto l'eclettismo con il segno di questo meraviglioso artista che ha generato questa meraviglia che è la partita a scacchi di Marostica. Tra l'altro questi sono i costumi che saranno indossati, nuovissimi costumi che saranno indossati da Leonora, da Oldrada, da Vieri, da Vallonara e da non mi ricordo, Rinaldo, ecco, non mi ricordo mai il Rinaldo da Angarano. Quindi sono, come diceva lei anche poco fa, costumi realizzati con tessuti preziosissimi e realizzati proprio a mano dalle vostre sarte. Sì, anche perché appunto per aumentare quello che è il livello qualitativo dello spettacolo non possiamo che continuare con il filone storico della costruzione e della realizzazione dei costumi. Quindi ogni dettaglio è stato seguito centimetro per centimetro. E tra l'altro voi dite questa non è una semplice rievocazione storica, questo è uno spettacolo teatrale a 360 gradi. Sì, perché si identifica come uno spettacolo teatrale grazie alla sceneggiatura e con un palcoscenico naturale che è la piazza e il castello, che è una cosa inimitabile nel mondo. Quindi andrà in scena il 6 e il 7 sera, mentre la domenica ci sarà questa duplice edizione. Alle 17 del pomeriggio e alle 21 con lo spettacolo di gala e di saluti finali. C'è ancora posto? C'è ancora posto per la domenica pomeriggio e la domenica sera. Pochino per il venerdì e il sabato, siamo quasi sold out, ci aspettiamo un'edizione da record un'altra volta. Quindi insomma uno spettacolo da non perdere assolutamente, uno spettacolo unico, anche perché si fa un tuffo letteralmente nel passato e poi c'è la magia sempre di questa battaglia combattuta con il nobile gioco degli scacchi, insomma nessuna violenza, ma davvero è un modo per affrontarsi usando l'intelligenza, usando la testa. Certo, e andiamo a muovere oltre 1000 persone, quest'anno arriveremo a toccare i 700 figuranti in costumi, un altro record della partita a scacchi, e devo dire che nel periodo della partita a scacchi i marosticensi si trasformano e anche magari se in famiglia c'è qualche dissidio viene appianato e sono tutti felici e contenti, anche se qualcuno dice che Marostica è una città chiusa dalle mura, non è proprio così, è una città che si riempie di gioia durante la partita a scacchi e si sta già respirando quest'aria in piazza, anche perché dalla settimana prossima inizieremo con i montaggi e con gli allestimenti. E poi proprio anche il lavoro di tantissime persone, tantissimi volontari che appunto stanno lavorando, si stanno attivando dalle prime ore del giorno per poter allestire al meglio, realizzare al meglio questo evento. Certo, anche stamattina eravamo presenti dalle 6:30, adesso concludiamo questa mezza giornata di lavoro con un pranzo tutti assieme per poi ritrovarci domani mattina per andare avanti con altri lavori. Questi esattamente, questo è il costume che sarà di Leonora? Il costume di Leonora, di Vieri da Vallonara, poi abbiamo Oldrada, la sorella del Castellano, e Rinaldo d'Angarano. Insomma, costumi splendidi e che dire, non ci resta che aspettare il 6, il 7 e l'8 settembre prossimi per la 101esima edizione della partita a scacchi a personaggi viventi qui a Marostica. E da Marostica è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Manzatto, grazie anche per queste bellissime immagini che abbiamo potuto vedere e si chiude qui questa nostra edizione. Io ringrazio Renato Capoia e Mattia Pizzaia in regia, vi do appuntamento ovviamente a lunedì, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.